Fra le montagne della Sardegna centrale si estende una regione che custodisce i tratti più antichi della cultura sarda. È la Barbagia, o sarebbe meglio dire le Barbagie. Terre di uomini e donne che hanno caparbiamente resistito alle colonizzazioni che l'isola ha subito nel corso dei millenni. Un'umanità fortemente legata alle proprie origini autentiche e pure, dove le storie raccontate a voce nelle feste o cantate ai funerali hanno sempre avuto molta più importanza rispetto alla storia, la storia scritta, scritta il più delle volte da una mano straniera. Sono i custodi della cultura barbaricina, gente sincera che parla con parole limpide, quelle della lingua locale, la limba sarda. Il loro modo di vivere è fondato sulla solidarietà e sullo scambio, tanto che da queste parti il concetto stesso di proprietà ha un significato aperto alle interpretazioni, all'equivoco e alle contraddizioni. Gli antenati dei barbaricini hanno abitato le terre delle Barbagie fin dai tempi della preistoria e fin da allora questi uomini sono sempre stati pastori. La pastorizia è ciò che ha permesso a questo territorio di rimanere vivo e florido, perché senza il pascolo la terra inaridisce, si desertifica e resta muta. La voce di questi luoghi invece è potente e riempie le campagne. È il richiamo dei pastori, il frusciare delle foglie tra gli alberi, il canto dei uccelli, il nitrito dei cavalli e soprattutto il tintinnio continuo dei campanacci delle pecore. Ma da dove nasce tutta questa musica? Salvatore Floris è il più giovane artigiano che lavora in questa bottega assieme al fratello Marco e al padre Ignazio. Porta avanti la tradizione della manifattura dei campanacci di Tonara. Una tradizione che dura da 3 generazioni. Un'arte che si impara nel corso di lunghi anni di apprendistato, perché per dare il giusto suono al metallo e farlo diventare il campanaccio di una pecora sono necessari manualità, orecchio ed esperienza. Conoscenza delle abitudini dei pastori, della geografia dei territori, delle terre e dei minerali. Per ora, Salvatore partecipa ai primi passaggi che compie la lamiera prima di diventare campanaccio, che conferiscono via via sonorità sempre più ricche e armoniose al metallo. Passaggi per i quali sono necessarie le mani dell'artigiano. Si piega la lamiera in questo modo, poi si prende il martello e si comincia la lavorazione. Il ferro dolce viene forgiato a freddo con pochi colpi decisi. In sardo si dice affurriare su ferro, dare forma al campanaccio. Il campanaccio devi sentirlo con le mani, gli altri 20 passaggi devi saperli fare e quindi gli dai voce passaggio per passaggio. I campanacci forgiati a freddo vengono messi assieme a dei bossoli di ottone all'interno di un crogiolo di grafite, un grosso vaso resistente alle alte temperature. Sarà grazie al fuoco incandescente, infatti, che nasceranno i suoni dei campanacci. Qua siamo sempre alla ricerca di continue sonorità, per cui ad ogni singola campana bisogna dare un determinato suono che si ha in testa e questi suoni entrano nella testa col tempo, non è che si possono realizzare da un momento all'altro, entrano nella tua testa da quando sei bambino, da quando vieni a giocare qui. Nel frattempo i suoni